lo scopo di questo libro è favorire il benessere con tecniche varie, intanto quelle psicologiche. Infatti i primi capitoli del libro sono dedicati a questo tema, molto semplice, con esercizi facili da fare. Poi, oltre a queste tecniche, sono state descritte anche le cosiddette pseudoscienze, ossia numerologia, astrologia, pianeti e cristalli, che uniti alla psicologia possono aiutare le persone a star meglio. Qualcuno di voi potrebbe obiettare: ma cosa si è messa a fare questa psicologa? Guardate che Jung a 65 anni ha chiuso la sua attività di psicanalista e si è dedicato alle pseudoscienze. Io non voglio fare questo, io voglio continuare a fare la psicologa e usare queste pseudoscienze come modi, come test proiettivi per i miei pazienti affinché riflettano su loro stessi, perché noi dobbiamo trovare il tempo per riflettere. È fondamentale. Se non si riflette, se non si è consapevoli di noi stessi, rischiamo di essere sopraffatti da benesseri di plastica o da paure e dipendenze.